Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Viene colpito da un proiettile ma dice di essere caduto. È successo a Licata, vittima un sedicenne, portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso con una piccola ferita alla tempia. Il giovane ha dato una ricostruzione del ferimento smentita dagli esami strumentali che hanno invece rivelato la presenza di un proiettile di circa 7 mm. Il ragazzo è stato così trasferito dall'ospedale di Licata alla Sant'Elia di Caltanissetta, dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico, indaga la polizia. Sulla difficile vertenza Publiservizi, la città metropolitana di Catania si è dichiarata disponibile all'incontro con i sindacati per giovedì prossimo. Sarà l'occasione per confrontarsi sulla bozza di statuto e sul percorso per la creazione della nuova società speciale ormai avviato. Intanto, secondo la Filscam CGIL di Catania, c'è da chiedersi chi nel frattempo svolgerà i servizi essenziali per la città. La risposta è urgente, visto che esiste la possibilità di chiedere la cassa integrazione per i lavoratori. Quando passa la metro qui trema tutto e abbiamo paura. Il Comitato Vulcani ha ricevuto numerose segnalazioni e proteste da parte dei residenti del quartiere riguardo alla metropolitana. Sembra infatti che quando passa il treno si verificano scosse, rumori e vibrazioni nei palazzi circostanti le fermate Giuffrida e Borgo. Richiesto l'intervento delle autorità competenti. E infine, durante questi giorni del weekend, la Polizia Municipale ha eseguito controlli ispettivi nei luoghi della Movida palermitana, intervenendo in 2 locali, uno in piazza San Carlo e l'altro in via Mazzini. Erano in corso eventi con musica ad alto volume, oltre l'orario consentito, e la presenza di numerosi avventori. La chiusura coatta delle attività è per 5 giorni ed è stata eseguita dagli agenti. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.